meravigliosi con questi costumi, guardate quanto sono molto eleganti. Allora, senti Antico, io ti volevo chiedere una cortesia, siccome siete molto bravi e mi pare che si è parlato poc'anzi di polifonia, cioè senza strumenti c'è una qualche cosa con le voci, che mi dici e cosa ci fai ascoltare? Questa è, diciamo, la caratteristica di questo gruppo, il fatto di cantare in polifonia, cioè a più voci. A più voci? Nel senso che i brani sono stati arrangiati con parti di soprano, di tenore, di contralto e di basso. Il fatto della polifonia con effetto a cappella significa eseguire questi brani a quattro voci senza accompagnamento strumentale. Vogliamo dire il titolo di questo brano che andrete ad eseguire? Ecco, ascoltami, noi adesso faremo una canzone divertentissima. Sì? Proprio per il pubblico palermitano, in quanto è una canzone nata a Palermo. A Palermo. E poi successivamente, ecco, questa canzone si chiama Don Totò. Don Totò, questa canzone palermitana, diciamo. Poi subito dopo? Poi subito dopo un'altra canzone di origine palermitana che si intitola Alla Riniddota. Alla Riniddota. Cioè alla maniera di cantare dell'Arenella. Dell'Arenella, dove ci sono i famosi pescatori. Esatto, e questa canzone ha un sottotitolo che si chiama La via di Monreale. La via di Monreale. Questa canzone che noi faremo a quattro voci senza accompagnamento strumentale è una canzone che risale al 1500. Sì, e che noi in epoca remota. Noi abbiamo tratto dalla raccolta del Favara, che il Favara che è, diciamo, la persona più autorevole nel campo del folklore siciliano. E quindi insomma vi faremo ascoltare un pezzo, chiamiamolo pure prezioso. Prezioso, io ti ringrazio Antico, quindi io dico a tutti gli amici telespettatori, coloro che ci seguono da Palermo e da fuori Palermo, vi lascio ancora con il gruppo U Carretteri.
c'è la ripreso di Roma Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti da parte del gruppo folcloristico Carretteri di Palermo. Ringrazio tutti voi di essere intervenuti questa sera a questo spettacolo e per chi non ci conosce, per la verità molti di voi ci conoscono, dico ma per chi non ci conosce, vi dico solamente così due parole di spiegazione di questo gruppo. Ebbene, questo è un gruppo folcloristico che esegue canzoni assolutamente tradizionali e quindi che si riallacciano alla pura tradizione popolare siciliana. Ebbene, la caratteristica che ci distingue da altri gruppi che esercitano questa attività è il fatto che noi cantiamo in polifonia, cioè i brani che ascolterete questa sera sono stati arrangiati a quattro voci con parti di soprano, di contralto, di tenore e di basso. Beh, poi spetterà a voi giudicare l'effetto che sentirete. Ora,
stasera non vi dilungherò molto in chiacchiere e vi passo a presentare subito la prima canzone. La prima canzone che si intitola Sicilia, Sicilia che noi dedichiamo sempre a questa nostra bella terra.